Una nuova formazione politica si affaccia all'orizzonte e vede la Sicilia parte fondamentale di questa idea. È una seconda gamba del centrodestra per dare alla Lega la possibilità di affrancarsi dai 5 Stelle. Intesa ieri tra il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, e quello della Liguria, Enrico Toti, che insieme guardano ad una formazione di centrodestra vicina e forse inclusiva di Giorgia Meloni e alternativa a Forza Italia. I due presidenti di regione guardano dunque a un movimento sovranista e rimandano tutto a dopo le elezioni, dicono, probabilmente attendendo i risultati del partito di Silvio Berlusconi, che con molta probabilità potrebbero, in base ai sondaggi e alle intenzioni di voto, ma il condizionale d'obbligo, non essere esattamente brillanti. Musumeci ha parlato della necessità, immediatamente dopo le europee, di ridare vigore a un patrimonio politico di cui l'Italia ha esigenza. Io e Toti, afferma, siamo gli unici governatori non leghisti di centrodestra e intendiamo rinvigorire la coalizione. La definizione seconda gamba del centrodestra la fornisce proprio Giorgia Meloni, che si dichiara felice che i due governatori ribadiscano la volontà di riportare il centrodestra al governo, liberando, dice, la Lega e Salvini dalla morsa dei 5 Stelle. Le elezioni europee del 26 maggio, conclude la Meloni, rappresenteranno una tappa importante di questo percorso che ci fa ben sperare, considerate le crescenti adesioni registrate.